può avere... Sì. Una... Sì. Una... Sì. Una... Sì. Una mezza giornata libera! No! Cosa? Ma è Natale, signor Me ne frego, Bobby, di quale diavolo di giorno che sia! Capisco. Il Natale è soltanto un altro maledettissimo giorno! Certo. Un giorno uguale, sputato a tutti gli altri! Sì, ha ragione lei, signor Scrooge. Oh, posso aspettare. Ma per dimostrarti che sono un uomo magnanimo, vi concederò la mezza giornata libera. No, grazie, signor Scrooge, grazie. E te la toglierò dalla paga. Certo, signor Scrooge. Vediamo. Benissimo. È permesso? Un cliente sta dicendo, un cliente, prego, 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 accomodatevi. Venite avanti, venite avanti. Buongiorno, prego, accomodatevi, mi dica. Lei è il signor Marley? No, io sono Scrooge. Il Marley è il mio vecchio socio, è morto 3 anni fa e sull'insegna c'è ancora il suo nome accanto al mio e dovrò cambiarla. Mi dica cosa, in cosa posso servirla? Cosa posso fare per lei? 36? Come prego? 6 per 6? 36? Non forse, scusi, ci deve essere stato un equivoco. Io le ho chiesto cosa posso fare per lei? 36? Completamente sorda. Le spiego. Cosa posso fare per lei? 36? Va bene, andiamo avanti. Ebbene, signor Marley, e dopo tutti questi suoi giochetti matematici, è giunto il momento che io le spieghi il motivo per cui sono qui. Io mi chiamo Scrooge. Marley, il mio vecchio socio, è morto da 3 anni, ha capito? Mi dica. Bene, è la nostra associazione, in questo periodo, visto che è Natale, e pensa ai poveri e ai bisognosi. Un altro accattone. Bene, signor Marley, noi raccogliamo fondi per beneficenza. Io mi chiamo Scrooge. Certo. Egregia signora, la informo che io me ne frego della sua associazione. Una donazione, bene, via, Bobby, via, Bobby. Ma quale donazione? Non ho intenzione di concedere alcuna donazione. Oh, grazie, quanto intende concedere? Via, Bobby, via. Nulla. Una culla? No, signor Marley. Temo che la nostra associazione non prenda oggetti seppur utili, per carità. Lei non immagina neanche quanti bambini da queste parti nascono senza culla. Ma io ho detto nulla. Guardi Bobby, per esempio, Bobby è nato senza culla, guardi un po' come è tutto. No, per i poveri servono danari. Ma io non ho intenzione di concedervi nemmeno un fico secco. Oh, un secchio, no, temo che la stessa cosa valga per il secchio. Le lavandaie tutelate dalla nostra associazione sarebbero ben liete di ricevere un secchio, ma vede, per i poveri, per tutti gli altri poveri, servono danari. Ma io non do danari. Ah, ho capito, riceve solo i giorni pari. Né quelli pari né quelli dispari. Sia quelli pari che quelli dispari. Né gli uni né gli altri. Sia gli uni che gli altri, bene. Forse non ci siamo capiti. Io non do denari. Ah, ha ragione, sono proprio rari quelli come lei, signor Marley. Scrooge, mi chiamo Scrooge. Marley è morto da 3 anni. Ha compiuto gli anni, auguri, Ma quale auguri? Levatevi di torno, mi avete rotto con le vostre corbellerie. E se non ci toglie l'imbarazzo. anch'io abbraccio, mamma. Oddio, il cuore. È vero, è proprio l'amore, il sentimento supremo, che unisce tutti, ricchi e poveri. Ma guarda, mi viene assassino! Che divino lo accetto volentieri. Ma quale mi viene divino? Via! E sia solo uno però, perché poi se no mi va la testa. La taglio!
dessimo i soldi ai poveri, i poveri non sarebbero più poveri perché diventerebbero ricchi. E se i poveri diventassero ricchi, voi non dovreste andare più a cercare i soldi per i poveri. E se voi non dovete andare più a cercare i soldi per i poveri, significa che diventate poveri voi. E se voi diventate poveri, i poveri, quelli che avete fatto arricchire, rideranno alle vostre spalle. Andate via, levatevi di torno.